Trattative senza sosta, da una parte i mediatori delle squadre operative di supporto dei carabinieri affiancati dai medici che lo hanno in cura, dall'altra un uomo di 61 anni che dalla sua casa non vuole muoversi. Una vicenda lunga, lunghissima, che sta provando familiari, istituzioni, forze dell'ordine e cittadini. Mercoledì mattina il sindaco di Santa Giustina in Colle, Moreno Giacomazzi, firma una richiesta di trattamento sanitario obbligatorio. Non sarà una passeggiata, lo avvertono, ma è necessario per le condizioni del 61enne. Alla porta di casa si presentano i sanitari accompagnati dagli agenti della polizia locale del campo San Pierese, ma l'uomo li accoglie con un forcone che per fortuna non colpisce nessuno dei presenti. A quel punto inizia il dialogo. In via Dante, chiusa per un tratto di circa mezzo chilometro dal centro del paese, arrivano i carabinieri, i vigili del fuoco. È l'inizio di una lunghissima trattativa, mai interrotta neppure durante la notte. Un uomo che in paese conoscono. È una persona conosciuta, però è anche una persona molto, cioè è sempre stata molto tranquilla, una persona fragile e a volte se non si trova dentro non si riesce nemmeno ad avere l'idea di quali sono le difficoltà sia da parte dei familiari che da parte dell'amministrazione stessa a seguire il caso. Intanto Santa Giustina in Colle è in parte bloccata, chiusa per mezzo chilometro la provinciale che porta verso la Valsugana all'orario di apertura delle scuole, create dagli agenti un'apposita viabilità.